Salvini appeso. È la scritta comparsa su alcuni muri della stazione ferroviaria di Gaggio. Nulla di clamoroso nell'episodio in sé, ma per il deputato veneziano Alex Bazzaro, che ha denunciato il fatto anche durante un intervento in aula, è il segno di un clima di odio che ricorda periodi bui della storia italiana. Gli inviti a colpire fisicamente il ministro dell'Interno, sostiene, sono sempre più numerosi in tutto il territorio nazionale. La domanda è cosa succede se qualcuno dovesse prendere le parole di questi cattivi maestri, che si chiamavano una volta, sul serio e decidesse di passare dalle parole ai fatti. E a noi preoccupa l'incolumità di una persona come il ministro dell'Interno che nel pieno delle sue funzioni fa il suo mestiere e viene costantemente minacciato, non politicamente, non in un dibattito democratico, ma minacciato di morte e di ripercussioni fisiche alla sua persona. A un ritorno della lotta armata non voglio neppure pensare, concede Bazzaro, ma che vi sia una recrudescenza di ideologie che credevamo ormai morte e sepolta, è dimostrato anche da alcune recenti prese di posizione dell'Associazione Nazionale Partigiani sulla tragedia delle foibe. Queste scritte, questi ritorni a parole di violenza che si pensavano giustamente finiti con alcuni tempi bui del nostro paese, creano un clima di allarmismo e odio che alla fine può sfociare in qualcosa di pericoloso e l'unico modo per evitare che questo accada è condannare fortemente e da tutte le parti politiche questi gesti. È ovvio poi che se certe associazioni ritengono normale sponsorizzare, come accade nel nostro vicino Friuli, un convegno in cui si dichiarano le foibe come qualcosa di inventato dai fascisti, non ci siamo proprio.